Il porto di una volta, io ricordo per esempio una cosa bellissima che è stata distrutta nel 1960 durante la costruzione per questo bruttissimo lungomare, dove oggi sorge il molo foraneo, proprio alla base dove sta la pompa di benzina del distributore. Lì c'era una conca lavica ed era in contatto sotterraneamente con il mare. Quindi c'era durante la marea, si sollevava quest'acqua da questa conca e sembrava un respiro, come se il mare respirasse. Sentivo proprio questo uff, uff. C'era tutto, i veli che venivano, attaccavano nel stagino del Cirico, eravamo a posto, era un sogno, un paradiso. Ma ora non c'è più niente. Bastava solo questo, che fosse rimasto solo questo, oggi poteva gareggiare Catania con il turismo migliore che ci poteva essere in tutta Italia, perché era una cosa singolarissima. Perché era questo Ognina, era un potticciolo di casa e non c'era più niente, però ora c'è un ponte e non potremmo fare niente. E io mi faccio scordare queste cose. La sabbia era dorata, tu pensi di te. Quando fecero un ponte, i masci, sa pigliare e sa buttare, la sabbia. E la sabbia era meravigliosa perché si facevano i bagni di sabbia. Io bambino rimanevo incantato a vedere le persone che si infilavano nella sabbia per farsi i bagni. Ogni tanto poi c'era un refolo di vento, per dire d'estate, e questa sabbia che veniva tirata in alto, aspirata dal vento, quando ricadeva sembrava argento.